Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi cosa ci riserva questa giornata di venerdì 17 gennaio 2020. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale. Vi siamo sempre molto grati del vostro sostegno e della vostra partecipazione. Vediamo dunque oggi questa giornata governata da Venere, i cui influssi saranno sicuramente prioritari rispetto agli influssi degli altri governatori che comunque ci visitano di ora in ora tutti quanti. Avremo comunque questi influssi più armoniosi dove saremo aperti a questioni anche di mediazione con il prossimo, probabilmente saremo portati a mettere una buona parola in momenti di tensione, anche se, come vedremo analizzando un pochettino le forze in gioco oggi, è possibile che alcune tensioni ci tocchino, soprattutto nella sfera emotiva, per questioni di gelosia o di possesso. È una giornata comunque molto fortemente dominata da Venere, che si trova non solo come dominatrice, dominatore del giorno, ma anche in prima e in seconda posizione nelle costellazioni che visita la Luna oggi, perché troviamo appunto Toro in prima posizione e subito dopo Bilancia. Entrambe fanno parte del dominio di Venere, ma questa posizione anche di opposizione fa capire appunto che questo eccesso, chiedo scusa, questo eccesso possa in qualche modo inficiare il lieto scorrere di alcune circostanze e di alcune situazioni. Ad ogni modo è una giornata che ci predispone comunque al rapporto con gli altri e al rafforzamento anche dal punto di vista lavorativo. In effetti la concretezza che la costellazione Toro ci porta ci predispone ad affari validi, ben ponderati e per i quali avremo appunto una notevole prudenza e capacità di analisi. Nella giornata però abbiamo anche altre costellazioni che non saranno decisamente favorevoli perché potranno portare appunto un po' di scombussolamenti, soprattutto nei rapporti interpersonali e all'interno della famiglia. È possibile che con il partner ci possano essere delle difficoltà, delle serie incomprensioni e probabilmente queste siano dovute alla lontananza del partner. Attenzione comunque a mantenere sempre il controllo della situazione, cosa che comunque il dominatore Venere oggi ci permette di fare in modo più sereno, più tranquillo. È chiaro che è possibile che se scopriremo che qualcuno si è approfittato del nostro buon cuore, della nostra buona volontà, della nostra disponibilità, la cosa possa, se scoperta appunto, cioè se capiremo che qualcuno si è approfittato di noi, potremmo sicuramente reagire, sovrareagire probabilmente in una giornata come questa. Dunque manteniamoci calmi e proviamo appunto a prevenire piuttosto che curare, dunque restiamo sereni qualsiasi cosa accada oggi. Dal punto di vista di altri, insomma, di altri aspetti che sono da tenere sotto controllo è l'attenzione insomma, alla guida e all'incolumità sia per nostre distrazioni sia a causa d'altri, ma dal momento che Toro induce comunque la prima costellazione in questo caso attraversata dalla Luna, induce riflessione, induce calma, pacatezza, prudenza, è possibile appunto che non dovremmo avere grossissimi problemi, ma questa doppia costellazione di Scorpione, ripeto, va tenuta sotto controllo. Potrà agire però maggiormente in serata, perciò facciamo dunque le opportune cautele e attenzioni.
Per il resto, appunto, ripeto, la giornata sarà fruttifera dal punto di vista economico e lavorativo, superato qualche ostacolo che potrebbe provenire magari da alcune preoccupazioni che potremmo avere a casa, o forse proprio le preoccupazioni dovute a queste incomprensioni col partner. Una volta comunque chiarito o superato un po' questo impasse, dovremmo riuscire a essere sicuramente molto produttivi e concretizzare anche qualche buon guadagno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione che ci attenderà domani per vedere insomma gli influssi di sabato 18 gennaio 2020. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e di iscrivervi anche al mio canale. Vi ringrazio tantissimo e vi auguro una buonissima giornata. A presto dalla vostra Hildegarda.